Ben ritrovati cari amici di Futsal Time per Fenice Venezia Mestre. Anche questa settimana andiamo a fare un po' il punto della situazione in casa arancio-nero-verde e ci andremo a muovere tra prima squadra e Under 19 con Leonardo Vento Buongiorno Lorenzo, grazie per l'invito. e Simone Tedesco. Ciao a tutti, grazie Lorenzo per l'invito. Ciao raga, ben ritrovati ad entrambi. Un giro velocissimo per sapere un po' come state vivendo queste settimane, dove la prima squadra non sta giocando, giocate di più con l'Under 19 ovviamente, e come si fa anche a stare mentalmente sul pezzo di un campionato dove non si gioca da un mese? Leo, comincia da te. Questo è un problema perché perdi, perdi l'abitudine a giocare ovviamente, infatti è da un mese ormai che non giochiamo in prima squadra. Nell'Under 19 per fortuna abbiamo questa possibilità le domeniche e quindi riusciamo comunque a tenere la mentalità, quindi giocare bene, concentrati, evitare sbavature durante la partita e poi per riportarlo in prima squadra. Simo, ti faccio la stessa domanda ricordando che l'ultima partita della prima squadra della Fenice Venezia Mestre è datata sabato 19 marzo. Secondo me questa non è la sede per stare a questionare sulle stranezze di un calendario che tra riposi e Pasqua non ha favorito, in questo caso la Fenice Venezia Mestre. Però ti chiedo, Simo, se secondo te il fatto di aver staccato per questo periodo non possa riservare anche un vantaggio ad una squadra che non stava andando così bene come periodo di forma. Bah, Lorenzo, secondo me comunque stiamo mantenendo comunque il ritmo durante gli allenamenti, ci stiamo allenando con grande intensità come facciamo sempre. Noi della Under, come ha detto Leo, comunque stiamo continuando a giocare e in Under 19, ovvio, non è lo stesso ritmo ovviamente tra la 2 e il campionato Under 19, ma comunque in qualche modo giochiamo, per fortuna. Adesso dal 30 abbiamo le ultime due partite e metteremo tutto noi stessi in campo sperando e dobbiamo vincere per far punti e per salvarci, insomma. Simo, già che ti ho qua, ti vado con te con la prossima domanda e non lo so, da fuori io ti chiedo, state preparando la partita con il Gubbio da 3 settimane? Cioè gli allenamenti di queste ultime settimane sono tutti improntati a ragioniamo sulla partita di Gubbio? Sicuramente Gubbio è una partita importantissima per noi e ci stiamo già lavorando proprio perché dobbiamo assolutamente vincere per poi giocare contro il Prato e sperare nella salvezza. Ci stiamo lavorando, sì, e metteremo tutto noi stessi, insomma. Qui. Leo, la stessa domanda la faccio a te. Ovviamente per quanto si possa lavorare sulle individualità, sui miglioramenti di alcuni aspetti tecnici, le ultime settimane solo e soltanto Gubbio anche per quanto riguarda il parco portieri, cioè vedere come calciano Di Fonso piuttosto che Padovan, piuttosto che Lopez Buta, il tuo collega dall'altra parte. Devo dire che in realtà noi lavoriamo su magari gli ultimi errori che abbiamo fatto di solito. Quindi sostanzialmente facciamo sempre parate tipologia di tuffi, per esempio, che quello è una mia grave mancanza che ho e quindi stiamo lavorando su quello. O se no sulle croci, che una volta sì, ho preso parecchi gol sotto le gambe, perciò lavoriamo su quei problemi per riuscire ad essere completi come portiere. Dunque lanci anche, tutti questi aspetti qua, i dettagli che fanno la differenza. Però proprio improntati per Gubbio no, noi facciamo in generale, quindi per essere pronti a qualunque tipo di tiro. Nonostante il campo ho visto sia più ristretto e dunque abbiamo adattato qualche allenamento con campi ristretti a flanchetti per Adesso agevolare.
Adesso allora, scusami se ti ho interrotto, mentre parlate cerco di recuperarti qualche gol di Lopez Buta, che è il Mm. portiere del Gubbio, che tra l'altro al mio Modena quest'anno ci ha fatto 2 gol, andata e ritorno. E dopo se ho modo te li faccio vedere perché è molto singolare come portiere. Ottimo, E ti grazie. chiedo invece un parere su quelle che sono invece le prossime gare delle vostre dirette concorrenti, no? Perché Mm. mentre voi questo fine settimana andrete a riposare come il Cussancona, il Prato è di scena a Villorba, mentre Lucrezia gioca in casa con il Città di Mestre. Mm. Secondo te c'è margine per una delle due di fare punti? Beh, io ovviamente tifo Spero di per no, le certo. esa tifo per gli avversari ovviamente, quindi per i nostri coinquilini, Mestre, e per il Villorba. Siamo un po' nelle loro mani anche, perché comunque decreterà una cosa molto importante, salvezza o non, perciò noi speriamo che riescano a vincere contro le nostre avversarie di Mm. primo piano in questo momento. Simo, la stessa domanda per te. Pensi che ci sia margine per una delle due di trovare punti per entrambe? Lucrezia è un campaccio, ragazzi, lo sappiamo benissimo. Villorba, idem, quindi non so, ditemi voi. E non si sa mai, sinceramente. Comunque il Villorba e il Città di Mestre sono due grandi squadre molto forti e sarà molto difficile, però spero vivamente non facciano punti, come hai detto te, Lucrezia e cosa avevi detto? Il Il Prato. Lucrezia e il Prato. Esatto. Sì, sì, sì. Intanto vediamo se trovo il gol di Lopez Buta. È questo qua. Un attimo solo, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Fa queste uscite molto particolari. Un attimo che ve la metto a tutto schermo. Questo è il gol che ha fatto in casa del Modena, poi l'ha fatto anche a Gubbio, però se a Gubbio c'era un errore un po' più grossolano da parte del nostro il nostro difensore, qui fa una bella giocata il portiere argentino. È questa proprio la giocata. Sì, eccolo qua. La vedete, no? Sì. Qua hanno già messo il portiere di movimento. Ragazzi, ha calciato bene. E tra l'altro mi pare sia anche a 4-5 gol stagionali Lopez Buta, quindi veramente da tenere d'occhio. Un problema in più per chi poi deve andare a difendere contro di loro. Raga, under 19, cambiamo un po' argomento perché della prima squadra purtroppo questa settimana ancora non andiamo a giocare, la settimana prossima torneremo sul discorso. Leo, l'Under 19 avete chiuso al primo posto matematicamente, se non sbaglio, la stagione regolare. Sì, è una giornata d'anticipo, siamo soddisfatti, anche se si sarebbe potuto chiudere prima, però abbiamo incontrato il Giorgione che è una squadra molto valida, infatti penso che loro saranno i nostri diretti concorrenti. Poi sono pronto a essere stupito da chiunque altro, però loro sono quelli i più forti che abbiamo incontrato. E sì, siamo soddisfatti, così ci siamo già praticamente accaparrati la finale in casa nostra e quindi si spera di far bene come in Coppa Italia, quella volta che avevamo vinto ai supplementari. Leo, mi racconti un po' la differenza tra quando comunque giocate nel vostro campionato Under 19, che è uno dei più competitivi di tutta la penisola, senza ombra di dubbio, e anch'io sfido qualcuno a smentirmi, a quando poi uscite e andate a fare, non so, una Final Eight, che sia scudetto, che sia Coppa Italia. Quanta differenza noti e quanta differenza vedi? Se la vedi. Beh, sicuramente più si sale più c'è qualità. Però devo dire che, beh, a parte il fatto che abbiamo giocato solo una partita in coppa, ma comunque devo essere sincero, contro il Giorgione è stata una partita molto più intensa rispetto al 3Z. Una differenza al 3Z, sono stati degli errori, dei piccoli errori che ci hanno portato a perdere, sì, dei dettagli.
dei piccoli dettagli che ci hanno portato alla sconfitta, mentre col Giorgione magari avevamo più margini di errore, non troppo, ma un pochino di più, ecco. Si assottiglia sempre di più questa differenza, secondo me. Simo, ti faccio la stessa domanda, più che altro chiedendoti un bilancio di questa stagione regolare Under 19 e se secondo te, a parte il Giorgione, c'è qualche altra squadra che secondo te potrebbe essere l'outsider, la sorpresa di questi playoff. Volevo dire che comunque sono d'accordo con quello che ha detto Leo, che allora innanzitutto andare a giocare una Coppa Italia di Final 8 è tutt'altro palcoscenico, hai moltissime, hai un mix di emozioni e comunque l'intensità è molto alta. E, quest'anno comunque in campionato abbiamo fatto molto bene, siamo, se non sbaglio, la miglior difesa in Italia e sono molto contento del percorso che abbiamo fatto, anche se siamo usciti ai quarti di Coppa Italia, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra che possiamo batterci contro tutti, anche con l'Aniene e con le 3Z abbiamo fatto un'ottima prestazione. Poi le occasioni ci sono state da tutti e due i lati e loro l'hanno spuntata. Per quanto riguarda il fatto che qualche altra squadra oltre il Giorgione possa raggiungervi poi nei playoff, secondo te quale potrebbe essere la possibile sorpresa? Mi viene in mente la Roma, calcio a 5, che non è arrivata in Final Eight di Coppa Italia, che ciò mi ha fatto molto strano perché ehm, ho un amico, cioè un ex compagno di squadra, Iago Bian, che gioca lì e sono un'ottima squadra. Assolutamente sì, e tra l'altro anche a me fece un po' specie la non qualificazione, però se c'è arrivata l'History sicuramente un motivo c'è. Raga, io voglio esulare un po' dal calcio a 5 in questi ultimi minuti di intervista e chiedervi, comincio con te Simo, se seguite qualche altro sport, se vi piace qualche altro sport e se avete un modello sportivo di riferimento, che non so, possa essere un calciatore, un giocatore di basket, un tennista. Vabbè, principalmente seguo il calcio 5, il calcio in generale. E come idolo, ma più, cioè, non per mentalità, mi piace molto Dybala, ma proprio solo perché uno è fin da piccolo che tifo Juve ed è uno dei miei giocatori preferiti. Invece come giocatore top, come mentalità, Cristiano Ronaldo. Vabbè, dai, gli ultimi arrivati, sei andato sul Infatti. sicuro, sei andato sul sicuro, va bene, va bene. Leo invece segui qualcosa oltre il calcio a 5 e se hai uno Beh sportivo di riferimento. in realtà non proprio, cioè più che altro io sto nel mio, però come riferimenti, beh, i grandi campioni di qualunque sport, che sia tennis o che sia basket o calcio, loro si punta, la loro mentalità. Tennis mi incuriosisce perché loro riescono a rimanere concentrati per tanto tempo. È quello che sì, dovrei emulare anch'io in porta, visto che comunque sono parte di una squadra, però poi quando affronto gli avversari devo essere pronto a essere anche da solo, quindi riuscire a rimanere sul pezzo dal primo all'ultimo secondo. Quindi quello mi ispira molto. Mi racconti la tua domenica ideale, Leo? La giornata domenica ideale. Ma è normale oppure sportiva? Ma normale, normale. Ovviamente penso che ne faccia parte anche la partita la mattina con l'Under 19, quindi includiamola. Ah, okay, vabbè. Vabbè, sveglia normale, partita, pranzo da mio nonno, torno a casa, mi guardo un bel film, e poi vado a cenare con Marta, con la mia ragazza e niente.
sto con lei la sera, poi torno. Questa sarebbe la giornata ideale, la classica giornata d'estate che potrebbe essere. Cioè sì, d'estate, Ok, sì, ok. senza dubbio. Simo, assicurati che questo video arrivi a Marta, quindi te lo do assicurati Certo, che Marta riceva questo video. La sì, tua sì. domenica ideale, invece. E vabbè, come ha detto Leo, innanzitutto vincere con l'Under 19, magari segnare, giocare bene, fare assist e tornare a casa e pranzare, dormire un'oretta, riposarmi e poi magari uscire con gli amici, andarmi a bere qualcosa, uno spritz a Mestre, stare fuori con gli amici, insomma. Bravo, bravo, bravo. Questa va pubblicata oltre a quanto va pubblicata. La tagliamo come reel per i profili social. Raga, vi ringrazio tanto per essere stati protagonisti di questa intervista settimanale. Ringrazio Leonardo Vento Grazie Lorenzo dell'invito. e ringrazio Simone Tedesco. Grazie Lorenzo. Raga, in bocca al lupo per la Gifema, intanto, per l'ultima di campionato. Non l'abbiamo proprio toccata perché la qualificazione come prima è stata ottenuta e quindi la partita, giustamente, le motivazioni saranno lo stesso alte, ma il contenuto avrà un po' meno valore. E in bocca al lupo ovviamente per la prima squadra. Grazie. Grazie di tutto Lorenzo.